Buongiorno a tutti, oggi siamo ritornati a Dolo, in provincia di Venezia, al Duomo di San Rocco. Abbiamo un concerto di 8 campane in C2 crescente, di cui la seconda è questa qui, è stata rifusa da De Poli. Le altre sono state fuse da Colbacchini nel 57. La seconda è rifusa nel 2008. Oggi saliremo saliremo sul campanile e vi farò vedere le campane da vicino. Bene, a presto.
Qui si sale. Eccoli. Abbastanza, non tanto, Adesso stiamo salendo sul campanile, è alto 82 metri circa, è il quinto più alto in Veneto, e poi è il 22esimo campanile più alto d'Italia. Sto parlando di Dolo. Siamo in compagnia di Gianmarco, che campanaro che c'è Andrea. Io sono qua. Mamma mia. Siamo in compagnia di Gianmarco, campanaro Veneto, che è lui, campanaro Italia, campanaro 27 e un B03. Ecco, adesso siamo quasi arrivati. Guardate come siamo in alto. Boh, non lo so, Andrea. Non è vero. Io sono già stanco. Pensavo che si fossero tutte così, invece sono strette. Meglio se sono di cemento, perché se sono in legno ti sfracelli e cadi. Con i campanili più alti si comincia a respirare, a perdere fiato. Ecco, mi ha detto che bisogna fare attenzione alla testa. Guardate qua. Ecco, questo era un ponte che su questa strada ci passava un altro fiume. Che c'è, Andre? Ecco, questa qui è la botola, che tra poco siamo là sopra. Ecco, siamo quasi in cella. Non lo so di preciso, Andrea. Siamo quasi arrivati. Ecco, aspetta, devo fare attenzione alle scale. Eccola, questa è la botola. Sì. Ecco, adesso siamo arrivati. Arrivederci. A dopo e ci troviamo in cella. Questo qua è... Perché c'è sempre quel minuto. Qui siamo giunti in cella campanaria. Abbiamo le 8 campane. Questa è la mezzana. Suona tutti i giorni a mezzogiorno. La grande suona soltanto nelle solennità e per i matrimoni, come prima. Adesso facciamo un censimento. Allora,
La campana grande è stata fusa da Colbachini, Daciano Colbachini e figli di Padova nel 57, come c'è scritto qui. Ha un diametro di 152 cm e un peso di 2050 kg. Batte le ore, visto che c'ha il martello. Adesso battiamone un po', poco pesa proprio bella. Il C2 è una delle più belle campane che io abbia mai sentito in vita mia. Bene, passiamo alla mezzana. Attenti perché il castello è fitto. Allora, la mezzana è stata rifusa da De Poli di Vittorio Veneto nel 2008, probabilmente ad un'inclinatura. L'anno si trova qui. Bene, aspettate. Ecco, questo, eccolo, la data di fusione. Fonderia De Poli, dal 1983, Revine, Treviso, Italia, 2008. Bene. Allora, ha un diametro di 135 cm e un peso di 1400 kg. La nota è un Do diesis 3 crescente. Aspettate, ecco, vediamo di farlo suonare anche questa. Beh, questo è un po' più leggero. De Poli la rifusa benissimo, secondo me. Bene, anche sì, l'ho detta la fonderia. Ecco qui, cominciano sempre a suonare i clacson perché oggi c'è un matrimonio. La terza è una Colbachini, Daciano Colbachini e figli di Padova. L'anno si trova qui. Non si vede bene, ecco, si vede un pochino, scusate, c'è il controsole. Ecco, deve mettere a fuoco. Scusate, ma ecco. No, vabbè. Vi dico che è una Daciano Colbachini di 1957. È un Re diesis 3 crescente, ha un diametro di 119 cm e un peso di 950 kg. Adesso sentiamone anche la nota. Ecco, c'ha il martello che batte le mezze, però purtroppo a causa delle lamentele non le fa. Questo scricchiola però, pesa però, Bellissima anche questa. Bene, passiamo alla quarta. Anch'essa è una Daciano Colbachini e figli di Padova nel 57. Devo mettere a fuoco. Vabbè, comunque è una Colbachini del 57. Bene. Scusa. Niente, Umbe. Allora, la quarta, ecco, mi è arrivato un messaggio. La quarta è una Daciano Colbachini e figli di Padova del 57, ha un diametro di 113 cm e un peso di 800 kg, è un Mi3 crescente, suona sempre come secondo richiamo alle Sante Messe feriali, prefestive e festive.
Aspetta, facciamo così che è meglio. Bene. Ok, vabbè. Adesso la quinta è anch'essa una Colbachini di Daciano del 57, ha un diametro di 101 cm e un peso di 590 kg. La sua nota in fa diesis 3 crescente. Purtroppo le 4 minori sono in alto e quindi non possiamo rintoccarle, però vi dico che è un fa diesis 3. La sesta è sesta, eccolo qui. Ecco, questa è la sesta, anch'essa Colbachini di Padova del 57, ha un diametro di 89 cm e un peso di 410 kg. È un sol diesis 3 crescente. La quinta, no, la settima, scusate, è un si bemolle 3 crescente, anch'essa di Daciano del 57, ha un diametro di 79 cm e un peso di 280 kg. La squillina, come dice musicista 97, è questa qui. La piccolina è sempre stata fusa da Daciano Colbachini e Figli di Padova del 57 e ha un diametro di 73,5 cm e un peso di 220 kg ed è un C3 crescente. Bene, l'elettrificazione è di Giacometti, Legnaro, che ha montato le ruote. I ceppi sono tutti di Colbachini. Tutte le Colbachini di Daciano presentano le decorazioni, tranne la mezzana che è De Poli. Bene, adesso guardiamo un po' di panorami. Dopo riprenderemo la distesa della mezzana. Bene, adesso guardiamo i panorami. Qui si dovrebbe vedere il Saint-Brujon. Devo mettere a fuoco perché c'è un po' di foschia oggi. Queste parti ci dovrebbe essere Camponogara. Qua il mulino di Dolo, eccolo qui. E l'ospedale è questo qui, eccolo qui l'ospedale. Salute. Vabbè, qui c'è Mira è di là. Adesso andiamo a vedere. Beh, qui in queste parti ci dovrebbe essere Camponogara, Prozzolo, Calcroci, Campagna, Lupia. Se c'è in una, se è sereno. Bene. Allora, Mira, eccola qui, Mira. Aspetta che la devo cercare. Beh, in queste parti ci dovrebbe essere Mira. Tutte sono Colbachini grande, la mezzana, solo la grande. Beh, in queste parti ci dovrebbe c'è Mira. No, non lo... Le battere messe. Vabbè, là c'è Gambarare. Adesso vediamo. Eccoli. Adesso sì, eccolo. Da qui è meglio.
Il Duomo dovrebbe essere qui sotto. Eccolo qui, il Duomo di Dolo, la chiesa. Le campane sono molto belle, sono sì, due crescente e sono elettrificate da Alla veronese. e sono ancora da di manutenzione e hanno il blocco anche per andare a bicchieri, lo facciamo entrare bene qua. Eccolo. Cazzago si trova qui. Questa è Cazzago, la parrocchia di San Martino. Pianilga, Venezia è dall'altra parte ma non si vede perché c'è foschia. E vabbè, c'è Mira Noale là tanto in fondo. Questa è la grande. Adesso aspettate, vediamo il cimitero di Dolo, è questo qui. Aia. Ecco, il cimitero, questo qui. E mi arrivano sempre messaggi a quest'ora. Vabbè, questo cimitero. Là non so, non mi ricordo che comuni ci siano, beh, Stra, Fiesso, con le parti c'è Fiesso d'Artico. Vediamo se riusciamo a intravederlo. Purtroppo no, non riusciamo a intravederlo. Vabbè, che dire, vi lascio e adesso andiamo giù per riprendere la discesa della mezzana. Ah, aspettate, vi dico una cosa, le dedicazioni delle campane cui mi ha dato Gianmarco. Aspettate che le devo cercare perché ho il telefono, quindi devo avere tempo. Sono in compagnia anche di un mio amico che abita sempre qui a Campania dove me, quando abita dove abito io. Aspettate, devo cercare. Ecco, la campana maggiore è dedicata a Maria Santissima, la mezzana a San Rocco, il mio patrono preferito, dopo Santa Tecla e Elena. La terza è di Sant'Antonio da Padova, la quarta è Santi Prosdocimo e Gregorio Barbarigo, la quinta è San Giuseppe, dedicata a San Giuseppe, la sesta è Cristo Crocifisso, dedicata, la settima San Pio X. La più piccolina è dedicata a Sante Marco e Cecilia, protettrice dei musicisti. Ecco, questa, perché sto guardando dall'altra parte. Bene, adesso andiamo giù per registrare l'Angelus di mezzogiorno con la mezzana. Adesso vi lascio sulla campana maggiore, sperando di avere tanta batteria perché si sta quasi scaricando. Bene, a presto.
Sì.